buongiorno a tutti, ben ritrovati nella nostra rubrica Il tè con i missionari. Riparte anche per questa Quaresima, questa occasione di incontro per ascoltare alcune esperienze missionarie. Il tema della Quaresima di quest'anno è Missionari di speranza nell'amore e la riflessione che accompagna questo tempo di preparazione alla Pasqua, questa nuova Pasqua, è accompagnato dalla enciclica Dilexit Nos, l'ultima che il nostro Papa ha comunicato a tutti noi fedeli. Abbiamo preparato già del materiale che è a disposizione nelle parrocchie, il consueto libretto con cui potete accompagnare giornalmente, leggere giornalmente i messaggi indicati dalla Dilexit Nos, e ci sono anche le consuete scatolette che quest'anno finalmente sono state recuperate come stile di raccolta delle offerte per i progetti che tra l'altro sosterremo proprio attraverso la raccolta delle offerte della Quaresima. In questa prima puntata siamo molto felici, molto gioiosi nel collegarci con i nostri ospiti perché, anzi, come vedete, non siamo nella consueta situazione del tè, bisogna dirlo, Federico, giusto, che è qui con me, ma siamo proprio a casa di Federico, alla casa della Tenda TV. Per problemi, ci scusiamo, ma per problemi prettamente tecnici non siamo riusciti a realizzare la puntata a casa, ma tranquilli che dalle prossime volte ripartiamo. Però abbiamo insomma così ricostruito un po' qui in sede quelli che sono gli oggetti simbolici abbiamo portato di questa esperienza, che tra l'altro è più legata alle persone, ai nostri ospiti. E quindi vengo a svelarvi i nostri primi ospiti, perché sono tre, eccoli qua. Abbiamo in linea con noi Don Marco, Don Paolo Salatini, in ordine di presenza in Brasile, e l'ultimo arrivato, Sua Eccellenza, Monsignor Corrado. Ciao ragazzi, Sua Eccellenza, come state? Buongiorno a voi, buongiorno, bentrovati. Buongiorno, è tutto bene qui a Tania Su. Tutto bene a Tania Su, molto bene. La prima volta che ci colleghiamo con voi tutti e tre insieme, quindi siamo tutti mi chiedono ma come sta andando? Ora qualcuno magari che sentite personalmente vi sa gli aggiornamenti, ma vogliamo raccontare un po' come stanno andando, come è andato l'inserimento? Direi partirei un po' da Don Paolo, se ci racconti com'è stato questo primo periodo lì a Tania Su, che cosa hai fatto, come sta andando, poi anche chiederei a Sua Eccellenza di raccontarci come è andato l'arrivo, come sta andando, e alla fine insomma sentiamo anche Don Marco. Quindi a te la parola, Don Paolo, raccontaci. Buongiorno a tutti di nuovo. Io sono arrivato qui in Brasile il 7 di novembre, come sapete, e i primi mesi sono stato qui insieme con Don Marco nella parrocchia di Tania Su per conoscere e inserirmi in queste comunità. Devo dire che è stata un'accoglienza molto bella. Sia nella chiesa matrice qui di Tania Su, ma anche nelle comunità, facendo il giro, le persone con gioia sono state molto disponibili a venire incontro, a conoscere. Poi questi primi mesi sono stati caratterizzati dall'apprendimento, dallo studio del portoghese, che è quasi buono, vero Don Marco? Molto buono, molto buono. e poi da un'esperienza della parrocchia della cattedrale della diocesi di Livramento di 20 giorni con il parroco, padre Jean-Gilles, che mi ha ospitato e mi ha inserito nella conoscenza della pastorale brasiliana, no? Sia dal punto di vista amministrativo, economico, che pastorale, di organizzazione dell'attività di catechesi, della gestione delle varie comunità e anche della visita alle varie comunità di quella parrocchia. È stata un'esperienza molto bella perché tanto mi ha aiutato a sbilanciarmi molto col portoghese, non essendoci da Don Marco che parla anche italiano, ci siamo lanciati nell'attività direttamente nella lingua. E dopo molto bella perché ho fatto un'amicizia buona con il parroco, che ha un anno in meno di me, è un parroco molto bravo, e anche perché stando là nel centro diocesi è stato più facile incontrare, conoscere persone da tutta la diocesi che passavano là per qualche incontro formativo, per qualche riunione diocesana, no?
Ho avuto modo di presentarmi, di stringere qualche amicizia, fare qualche discorso sulla Chiesa, su come è l'attività. In più c'era la presenza del Vescovo Emerito, Don Armando, che in quei giorni era là in diocesi. È stato bello anche passare il tempo con lui, mi ha raccontato insomma come ha vissuto la sua esperienza di vescovo in questa diocesi, mi ha dato consiglio su alcune cose, è stato bello insomma. Io non conoscevo bene il vescovo Armando, ma frequentandolo in questi giorni ho avuto modo di conoscerlo, di sentire un respiro missionario forte, ecco, grande, che lui ha e che continua a avere, nonostante oggi abbia un altro servizio a Roma, nella chiesa. I primi mesi, insomma, bene, sono contento. A dire la verità, adesso Maria Grazia siamo arrivati proprio in questa Quaresima all'inizio del servizio come parroco, perché in Quaresima diventerò parroco, ecco, prenderò il posto di Don Marco e si comincia con un nuovo inizio, una nuova esperienza. Che bello. Abbiamo già un'idea delle date in cui ci sarà la tua prima, il tuo inserimento, la tua introduzione a Tagnassù? La messa in cui mi viene consigliata la parrocchia è domenica 16 marzo alle 10 di mattina qui. Da voi sono le 2 del pomeriggio. Le 2 del pomeriggio e sarà il giorno in cui viene il vescovo della diocesi di Livramento per fare questo cambio, ecco. Dopo Don Marco resta con me ancora qualche mese per aiutarmi a inserirmi bene nell'attività pastorale, però quello è il giorno, diciamo, dell'inizio dell'attività missionaria. Ufficiale, bene, bene. Le persone a Tagnassù che ti hanno conosciuto, dicevi, ti hanno accolto con grande, come è un po' anche tipico della cultura brasiliana, no? Accogliere con grande affetto e gioia, immagino, no? Dicevi? Sì, no, un'accoglienza carolosa e poi con alcune persone in questo periodo di più, perché ho avuto la fortuna, Don Marco ha trovato una signora che ci insegna il portoghese, che viene qua nella nostra casa 2 volte a settimana e con questa signora già è stata un'amicizia più particolare, ma poi anche con le persone vicine alla Chiesa, impegnate nella responsabili dei vari gruppi, ecco, sì, hanno la pazienza di venire incontro, di domandare, di conoscere, molto bene, molto bello, ecco. Tante persone impegnate nell'aiutare il parroco, adesso Don Marco, nell'aiutare il parroco a portare avanti l'attività missionaria, molto bello questo. Bellissima testimonianza, grazie Don Paolo, perché credo che questo coinvolgimento possa stimolare anche noi, le nostre comunità ad essere più presenti, no? È proprio una bella testimonianza. Passerei la parola a Sua Eccellenza. Allora, Monsignor Corrado, com'è stato l'arrivo lì? Tutti sono curiosi di sapere com'è andata, si sta trovando bene, tutto, come sta andando? Allora, posso dire che sta andando molto, molto bene, molto bene. Sono arrivato il 31 di gennaio, a sera tardi. Don Marco puntualmente è venuto all'aeroporto di Vittoria da Conquista a prenderci. Eravamo io e Don Massimo Bazzichetto e lui è venuto e ci ha portato a casa proprio molto, molto puntualmente. E sto un po' alla volta ambientandomi, dal momento che non conosco quasi nulla della lingua, sto adesso masticandolo un po' alla volta, impazzendo per i C, G, Aun, è una cosa che noi gli italiani non siamo abituati, ma un po' alla volta impareremo. E Don Marco in questo periodo eravamo io e lui da soli, perché Don Paolo era, come appena spiegato, a Livramento. Io seguo Don Marco in tutte le cose che fa, non proprio in tutte, ma quasi tutte, anche quando mi limito, come normalmente succede, ad ascoltare, però in questo modo la lingua a volta entra e mi abituo intanto a conoscere le situazioni, le persone, gli ambienti. Ieri per esempio siamo andati in un incontro con i preti della nostra forania, che è utile conoscerli, è una bella cosa. Ecco, quindi
finora il mio essere qui si limita ad accompagnare e a partecipare alle iniziative, facendo qualche piccolo servizio, per esempio quando ci sono dei ritiri di preparazione alla prima comunione. Finora si usa questo modo di fare, c'è una presentazione, poi c'è anche la prima confessione, e allora, visto che i peccati dei bambini sono sempre molto semplici, io ascolto e do la soluzione, quindi sono cose molto semplici. Quindi la gente è molto accogliente, il cibo è squisito, abbiamo anche la signora in casa che prepara molto bene, ma anche nelle comunità dove ci preparano sempre da mangiare alla sera, è sempre molto, molto buono, molto gustoso, è davvero... Ecco, l'ambiente, io sono qui come vescovo emerito, quindi in prima battuta c'è adesso Don Marco, fra poco ci sarà Don Paolo, e io sono qui per fargli loro compagnia, se c'è qualcosa da fare, ma sempre tenendo conto che io sono qui per far loro compagnia. Vedi, nella verità, Maria Grazia, viviamo insieme la preghiera dell'ufficio, preghiamo insieme la mattina e la sera, molto bello questo, partecipiamo alle celebrazioni insieme, sì, è molto bello questo. La gente, ho l'impressione che gradisca molto vederci insieme, e quando manca uno dice dov'è Don Paolo, dov'è il bispo? Ecco, quindi abbiamo proprio una buona accoglienza, da questo lato non abbiamo nessun problema, anzi. Questo è molto bello perché effettivamente no, l'esperienza di Don Marco, dobbiamo dirlo, perdonatemi, è stata un'esperienza proprio faticosa, proprio per il tempo di solitudine che ha vissuto, no? Marco, adesso magari ci racconti la differenza tra prima e adesso, e invece l'essere insieme, l'essere comunità, una piccola comunità di sacerdoti fa proprio la differenza. Dopo se si mangia bene, voglio dire, anche questo aiuta, se si sta bene proprio fisicamente. È che io conosco il Brasile, almeno la esperienza di Tania Su, è che è una parrocchia calda, è una parrocchia molto accogliente che cerca di farti veramente sentire a casa, e questo è davvero bello, è una esperienza che anche a noi insegna, per noi è importante perché un po' stiamo invece perdendo questo senso dell'accoglienza. Allora, grazie Sua Eccellenza, che sono convinta che non è solo lì per aiutare, far presenza, ma sarà un valido sostegno quando magari anche la lingua arriverà ad essere precisa. E le dico questo però, se Don Marco, che è un belumata, ha imparato il portoghese, può impararlo anche lei, stia tranquilla. Si sente ancora la cadenza, si sente ancora la cadenza belumata quando, ma glielo dico sempre quando l'ascolto in predica, quindi stia tranquillo che c'è speranza. Marco ha imparato molto bene il portoghese, il brasiliano, devo proprio riconoscerlo, padroneggia bene tutti gli aspetti della lingua, quindi speriamo di imitarlo, ecco. Sono sicura di sì. Ci vuole la pazienza del tempo e la pratica, no? Non c'è altro da fare in questo momento, ed è un'esperienza anche questa. Allora Marco, dici tu allora qualche battuta, perché dopo noi ti ascolteremo ampiamente nel diario di Don Marco, che le ultime puntate. Allora, come sta andando questa convivenza con questi nuovi, com'è tra prima e dopo? Raccontaci. Beh, sicuramente c'è stato un salto di qualità. Per carità, prima non era una cosa così difficile, però chiaro, ero da solo e dovevo organizzarmi da solo. Adesso c'è anche la bellezza di condividere le fatiche, le allegrie delle varie cose, avere anche qualcuno che aiuta anche concretamente, perché per esempio qualche giorno fa noi abbiamo, ricordo che qui siamo all'inizio dell'anno pastorale, la Quaresima è un po' l'inizio dell'anno pastorale, per cui abbiamo fatto un po' prima della Quaresima un consiglio pastorale con tutte le comunità. L'ha preparato Don Paolo, perché sarà lui dopo a guidare tutto l'anno. Io ho solo aiutato, ho dato alcune indicazioni, ma l'ha fatto lui. È stato bello anche condividere così alcuni aspetti, vedere anche... Penso sia una delle bellezze, delle cose che sto apprezzando, è che chi viene da fuori vede alcune cose che
che sono necessarie. Quindi anche avere Don Paolo che mi chiede: ma questa cosa qua si fa così o si può fare anche in altro modo? È anche una maniera per mettere in questione, per rivedere anche le abitudini, per fare anche cose nuove. Penso che questo sia bello, è una cosa che io ho detto anche ai parrocchiani, così. Un cambio di parroco è sempre difficile. Se arriva uno dall'Italia forse ancora di più perché deve abituarsi, eccetera. Però sicuramente dà un aiuto a dare un passo in più, perché vede alcune cose, perché aiuta a aprire più gli orizzonti, perché mette in questione alcune abitudini, eccetera. E tutte queste sono cose buone che ci aiutano a non sederci, ma se mi passate l'espressione che utilizzo del Papa, a essere una Chiesa in uscita che fa sempre di più, sempre meglio e aiuta le persone a vivere la fede non in maniera stagnante, ma in maniera viva, ecco, diciamo così. Grazie Don Marco. Ti chiedo un'ultima breve cosa che poi verrà approfondita, un po' come hanno vissuto le persone la notizia che tu andrai via e se ufficialmente anche comunichiamo la data del tuo rientro, se vuoi, però se tu non vuoi che nessuno lo sappia, no, direi che possiamo È un ufficializzarla. segreto di Pulcinella, è un segreto di Esattamente. Pulcinella. Dai, una battuta Sì. su come le persone hanno vissuto il sapere che tu te ne vai, insomma. Beh, all'inizio hanno un po' incassato il colpo, dopo un po' alla volta stanno dicendo: sì, ma tu vai un po' in ferie, dopo torni, oppure dicono: ma adesso che siete in tre, perché non potete stare tutti e tre? E vengono un po'. Ecco, la cosa che mi sta commuovendo un pochino, nonostante la mia natura bellunese, è che i bambini del catechismo sono belli, mi dicono: no, ma perché devi andare via? Una bambina l'altro giorno si è messa a piangere. E sono cose così che viene un po' da sorridere, ma anche si sente la bellezza di un lavoro fatto e chiaro di un affetto che quale i brasiliani non sono secondi a nessuno, però effettivamente si è creata una relazione molto bella anche dal punto di vista umano, oltre che dal punto di vista di fede, di organizzazione parrocchiale, di pastorale, eccetera. Per cui questo penso sia una cosa molto bella. Chiaro, si stanno lamentando un po', qualcuno però, c'è sempre qualcuno che dice: ma è giusto che sia così, perché anche lui deve fare la sua esperienza, fare la sua vita, e allora sì, c'è sempre un po', c'è un colpo al cerchio e uno alla botte. Vabbè, questo è un po' quello che succede anche nelle comunità nostre, insomma, è proprio legato al cambio del parco. Quello che è certo è che non lasci un posto scoperto, ma ci sarà, anzi c'è una sostituzione ben fornita, quindi questo insomma rassicurerà le persone. Sono contenta. Allora, annunciamo la data del tuo rientro che sarà il... Allora, il 1° di maggio, io partirò il 30 di aprile da qui e il 1° di maggio atterrerò in terra italiana. Primo E di maggio, quindi partiamo il 1° di maggio, arriviamo il 2 Marco. è così? Sì, Ho Stella sbagliato mia. le cose. Io volevo arrivare il giorno della festa dei lavoratori per non lavorare più. E per quello... Va bene. Sì, mi pare di In ogni sì. caso, a maggio siamo lì. Sì, primi il 2 di maggio, insomma, io avrò il piacere di andare anche a prenderlo, così sono sicura che torni a casa, soprattutto perché tua mamma e tuo papà e la tua famiglia ti sta aspettando e quindi devo essere sicura che ti porto a Sì, casa. preparati però perché anche qui ti stanno aspettando, e non so se Mannaggia. sono proprio con lo stesso stato d'animo dei miei genitori, no? Mannaggia, mi sa che qualcuno insomma, me le prenderò da parte di, penso a Maurili che sarà un po' triste, ma vabbè, fa parte del cammino e della vita, dai, bene. Quindi
No, questo passaggio anche mio come ufficio missionario è anche per poter così continuare questo dialogo, dobbiamo dirlo, che c'è e dobbiamo costruire tra le diocesi, perché questo invio di Don Paolo, del Vescovo, di Don Marco, noi vorremmo veramente il più possibile che diventasse, e questo starà un po' anche a noi trovando delle buone strategie, un'opportunità di crescita, di scambio non solo tra sacerdoti e parrocchie, ma soprattutto fra diocesi, e quindi probabilmente mentre saremo giù lavoreremo anche su questo aspetto, quindi preparatevi perché abbiamo da pensare delle cose nuove, Don Paolo, Sua Eccellenza, dobbiamo proprio veramente impegnarci in questo. Adesso siete lì, quindi conoscete l'esperienza. Io farei un giro ultimo così, perché comunque poi ci sarà tempo di approfondire le questioni proprio sul tema un po' di questa Quaresima che sta arrivando. Insomma, abbiamo anticipato, abbiamo detto che il tema di quest'anno è la Dilexit Nos, questa nuova enciclica sul tema del cuore, il cuore di Gesù. Allora, come mi verrebbe da chiedervi questo, come vedete tradotta questa enciclica nella cultura brasiliana, e la differenza, o se ci sono delle differenze con anche la cultura italiana, che modalità c'è di vivere il cuore in Brasile piuttosto che in Italia o nei contesti o nelle vostre esperienze di vita, oppure una semplice riflessione su questa enciclica, che cosa vi ha lasciato, ecco, in qualche modo questa enciclica. Don Paolo, vuoi partire tu? Sì, noi abbiamo letto, io e Don Marco, insieme con Don Martino nel primo periodo che mi ha accompagnato qui in Brasile, abbiamo letto e meditato nel mese di novembre l'enciclica del Papa, e devo dire che con l'esperienza di qua della fede, di come le persone vivono la fede, sicuramente la dimensione del cuore ha un'importanza grande, ecco, e credo che le parole del Papa nascano anche dalla sua esperienza di quando era vescovo in America Latina, in Argentina, no? Certo, venendo dall'Europa e avendo fatto l'esperienza come prete per 7 anni nella nostra terra, nella nostra diocesi, si viene di qua e si incontra un territorio, un modo di vivere la fede per certi versi molto più legato al cuore, ecco, molto più lo sentono molto di più, ecco, usiamo questo verbo del sentire. Certo, poi ogni sentire va anche confrontato con il cuore di Gesù, per restare dentro il tema dell'enciclica, che aiuta a fare verità. Però devo dire che quelle cose che il Papa ha scritto, per certi versi, si ritrovano qui in questa cultura, in questo modo di vivere la fede, e lanciano per noi europei un invito a dare un maggiore ascolto all'esperienza di fede, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti del cuore, no? A una considerazione più grande e più importante. Certo, la fatica di chiamare i sentimenti per nome è sempre di tutti, è molto grande, si può anche confondere, ma credo che questo invito del Papa attraverso questa enciclica sia molto forte per tutti noi, e qui come trova conferma che la fede ha una dimensione molto grande, maggiore, ecco, nell'ascolto del proprio cuore e del cuore di Gesù. Che dire, Maria Grazia? Non so l'impressione, Don Marco, vuoi dire tu un'impressione che hai avuto di questo confronto? Ma a me veniva in mente una cosa che c'è anche da noi, ma qua penso sia vissuta anche in maniera un po' più forte, che è l'esperienza dell'apostolato della preghiera, che si riunisce il primo venerdì del mese, che ha come punto fisso il primo venerdì del mese. Noi qui celebriamo sempre la messa del primo venerdì del mese, Cascasse il mondo, perché c'è un gruppo, vengono tutte queste donne, uomini con la maglietta dell'apostolato, con il Sacro Cuore, eccetera. C'è questo aspetto che
penso sia una traduzione vissuta, ecco, di questa esperienza. Nell'enciclica il Papa cita molte volte Santa Maria Margherita Alacoque, questa esperienza dei primi venerdì del mese, eccetera. È una cosa vissuta e sentita che dopo si traduce anche nell'esperienza di questo gruppo, che si sente un po' in dovere anche di visitare le persone malate, chi ha più bisogno di un conforto, eccetera. Quindi del portare dalla celebrazione alla vita di fede le cose. Ecco. Questo penso sia bello, un'esperienza che è bella. Sì. Molto interessante queste riflessioni che voi fate. Sua Eccellenza, Monsignor Corrado, la Dilexit Nos, a lei cosa ha lasciato, cosa ci racconta? Beh, anzitutto leggendola in Italia ho avuto modo di gustare questa accentuazione, questa sottolineatura affettiva che appartiene alla fede cattolica in modo tutto particolare della devozione al cuore di Gesù. Il Papa l'ha fatta propria, l'ha motivata, l'ha ulteriormente stimolata, quindi credo che sia una ricchezza indubbiamente per tutta la Chiesa, anche per la nostra Chiesa occidentale, che molto spesso dimentica questa dimensione affettiva oppure la sviluppa in modo discutibile e unilaterale. Impostarla in modo giusto, come ha fatto il Papa, credo sia una ricchezza. Qui in Brasile è troppo poco tempo che sono qui per valutare e comprendere anche esattamente quali possono essere le potenzialità di questa enciclica. Certo che continuamente nella preghiera liturgica, salmodica o in altre preghiere il corazon torna continuamente, quindi c'è questa dimensione affettiva che è molto presente anche in questo paese, in questo popolo, che penso possa soltanto guadagnarci da una presentazione della fede cristiana e del rapporto, della relazione con il Signore, colta sotto questa dimensione dell'amore, della dedizione, della misericordia. Quindi credo che sia un contributo che per certi aspetti trova un terreno disponibile e accogliente e può ulteriormente, credo, fruttificare. Grazie, Sua Eccellenza, credo che questo anche uno scambio su questi punti di vista, noi siamo una cultura abbastanza, come dire, intellettuale, credo che questa enciclica sia proprio arrivata per aiutarci a diventare, come dire, a riumanizzare un po' le relazioni, perché stiamo un po' perdendo il senso e forse un incontro fra culture diverse può proprio aiutarci, no? Perché è vero, nella cultura brasiliana questo contatto, questa vicinanza di cuore è, come dire, è proprio tipica della cultura brasiliana. Penso a quando incontriamo i giovani, quando si raccontano, la prima cosa che fanno è dirti quanto ti vogliono bene, quanto sono felici di averti incontrata. Penso, no, quando i giovani vengono lì a fare viaggio missionario. Quindi grazie di questa riflessione di cui faremo tesoro e che ci aiuta anche, ci accompagna in questa Quaresima. Una battuta al volo sulla notizia che avete ricevuto della nuova nomina del Vescovo. Che cosa avete pensato quando avete saputo quando avete avuto anche voi la notizia? Beh, possiamo dire che noi abbiamo avuto la notizia anticipatamente rispetto al popolo di Vittorio Veneto, certamente non i responsabili, ma perché Don Riccardo mi ha telefonato qualche giorno prima comunicandomi che il Papa gli aveva chiesto di diventare il vescovo di Vittorio Veneto. Io, rompendo il segreto pontificio, ho condiviso la notizia con i miei due compagni qui di Ventura e mi penso di non aver fatto un grosso peccato. E credo che è stato un momento anche bello. Io direttamente non conosco Don Riccardo, ma ne ho sentito parlare in vari momenti e sono stato veramente molto contento, come ho mandato un messaggio anche al vicario, all'amministratore diocesano e a Don Alessio. Considero questa scelta un dono grande per la Chiesa di Vittorio Veneto, proprio mi pare che sia davvero un grande dono.
Ecco, credo che dobbiamo continuare a pregare noi e voi certamente, anche lì, ma preghiamo insieme proprio perché il Signore illumini col suo spirito questo nuovo pastore, perché gli dia davvero di svolgere nel modo migliore la vocazione e il compito che gli è stato affidato. Benissimo, grazie, grazie di cuore di questa condivisione. Penso che anche la nostra diocesi deve ancora ormai conoscerlo. Effettivamente non è una persona conosciuta, per cui siamo tutti molto curiosi, ma la prima sensazione mi sembra sia stata veramente di gioia e di gratitudine per questa novità. Adesso vedremo, tra l'altro arriverà a maggio, quindi c'è ancora un po' di tempo per poter prepararsi a questo inizio nuovo e che tutti desideriamo. E in questo senso penso di poter condividere il pensiero di molti, che comunque anche questa scelta che lei ha fatto, Sua Eccellenza, di andare in Brasile, sia una bella testimonianza, un dono, ecco, sia quella che lei ha fatto, sia quella di Don Paolo, che ha accettato di cambiare, di sostituire Don Marco, e anche l'esperienza di Don Marco. Sono delle testimonianze secondo me molto importanti. La sua, no, come vescovo emerito, particolarmente, ecco, credo gradita, ecco, e anche ha toccato i cuori di molti. Quindi la ringrazio anche proprio per rivitalizzare questa dimensione missionaria che, ricordiamo, è parte essenziale della nostra Chiesa. Se non siamo missionari, se la Chiesa non è missionaria, non è Chiesa, insomma, quindi abbiamo proprio bisogno di queste esperienze e cercheremo anche di coinvolgere il più possibile le persone, di restare in contatto per aiutare tutti noi a godere di questo bellissimo dono che abbiamo, che mettiamo a disposizione di tutti. Un'ultima battuta che farei è, noi abbiamo un legame bello con Tagnassù, ma anche non solo di sacerdoti, ma anche perché con le offerte della Quaresima possiamo in qualche modo sostenere delle piccole iniziative importanti per la parrocchia. Chiedo a Don Marco, che ormai è il veterano di turno, diciamo così, se ci può raccontare di questi due progetti che abbiamo pubblicato in Quaresima, anche per informare le persone se vogliono aiutarci per questa cosa. Da dove nasce questo bisogno e perché hai segnalato questi progetti e in cosa consistono? Allora, abbiamo segnalato due progetti. Uno è una sala in una comunità per fare il catechismo, e anche una comunità che è un po' un centro di riferimento per quello che noi chiamiamo un settore della parrocchia, una parte di territorio della parrocchia che fa riferimento a questa comunità per incontri, per momenti di formazione, eccetera. Quindi c'era già l'idea, questa è una comunità che è già da lungo tempo ben organizzata, fanno le cose fatte molto bene, è una comunità che dà soddisfazioni, però hanno solo la chiesa, non avevano nessun altro spazio per far catechismo, a volte si trovano un po' in difficoltà e già da diverso tempo stavano chiedendo una sala, ma hanno un po' la difficoltà economica chiaramente di riuscire a costruirla. E quindi io gli ho detto: guardate, se voi ci tenete proprio e mi promettete che vi date da fare, noi cerchiamo un aiuto. Per cui il primo progetto sarà questa sala che diventerà anche un servizio a tutto il territorio e alle altre comunità che ci sono attorno, le comunità vicine. Sarà una sala grandina, se riusciamo anche un po' di più, per fare incontri. Don Paolo potrà utilizzarla anche per fare formazione per i catechisti, per altri gruppi delle comunità che ci sono là attorno, quindi farà questo grande servizio. Dall'altra parte abbiamo messo un altro progetto che è una comunità nuovissima, che è appena cominciata, piccolina, ma sembra con tanta voglia di fare, speriamo che ce la mettano tutte. In ogni caso loro vogliono creare la comunità, già si sono dati da fare, hanno già eletto il consiglio pastorale della comunità, si stanno muovendo e vogliono costruire una chiesa, una cappellina non molto grande, come detto la comunità non è grande, però si stanno dando da fare per cominciare. Quello che è diventato il coordinatore ha detto l'altro giorno che siamo andati a celebrare là in una casa, ha detto sappiate che questo progetto sta andando avanti, Don Marco ha detto che possiamo continuare, quindi siamo aperti a tutte le donazioni. Dopo si è girato verso di noi e ha detto anche in euro. Io non ho ancora detto a loro che stiamo programmando questo, per cui sarà una sorpresa anche per loro, e ringrazio da subito tutti quelli che aiuteranno anche per fare
questa bella sorpresa e aiutare questa comunità a avere un posto degno per celebrare e vivere tutte le celebrazioni. Al momento stiamo celebrando nel cortile davanti a casa, con i cani che vengono a abbaiare, con le varie distrazioni, eccetera. Quindi magari avere un posto un po' più riservato e nel quale ci possiamo anche un po' più concentrare a vivere la fede è auspicabile. Benissimo, grazie Don Marco e grazie anche a voi. Se posso dire la prima impressione, una delle cose che maggiormente mi colpiscono quando specialmente andiamo in queste comunità rurali abbastanza distanti dalla chiesa matrice di Taniasu, anche perché una gran parte del percorso è in strada sterrata, che spesso in condizioni un po' pietose. Ecco, la cosa che mi colpisce è il formarsi dell'assemblea liturgica. Lì si ha proprio l'impressione che il formarsi dell'assemblea liturgica è sempre un miracolo, perché arrivi, ci sono 2 o 3 persone, poi comincia a arrivare questo, ti salutano, e si costituisce l'assemblea, ed è una cosa veramente bellissima, bellissima, proprio commovente, e credo che avere anche un luogo, che ogni comunità possa avere un luogo pur semplice, perché le chiese sono molto 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 semplici, neanche paragonabili con le nostre chiese, no? Eppure sono dignitose e costituiscono quel luogo dove la famiglia di Dio può ritrovarsi, provenendo, come dice il canto, da 1000 strade diverse, a volte sentieri, a volte, ecco, e fa comunità, proprio è una cosa molto 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 bella, si scopre questo aspetto che vale la pena di sottolineare. Grazie, grazie Sua Eccellenza, lo teniamo proprio come messaggio e augurio per questa Quaresima. E con questo messaggio anche ci salutiamo. E intanto ricordo, stiamo cercando di organizzarci per creare una diretta il 16 per la messa d'ingresso di Don Paolo, che così possiamo seguirvi anche da qua, visto che alle 2 del pomeriggio, vediamo se riusciamo a combinare con i vari appuntamenti, inserirla dentro, perché vorremmo veramente esserti vicino Don Paolo in questo momento di questo grande inizio, insomma. E noi ci vediamo fra poco, io arriverò lì prima di Pasqua, quindi vivremo insieme anche la Pasqua e questo mi rende molto felice, tranne che mio marito che rimane a casa, ma questo è un piccolo dettaglio che non è proprio piccolo, non è proprio piccolo, però lo ringrazio perché mi ha concesso questo veramente, se non fosse così non potrei. Facciamo un bel brindisi con il nostro tè, una tazzina per salutarci. Vi auguro veramente una buona Quaresima, una buona preparazione e ci vediamo a Pasqua. Grazie di essere stati con noi, un abbraccio forte e a prestissimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, grazie mille, grazie.